Noi abbiamo purtroppo segnalazioni di persone, di pensionate e di pensionati che non si riscaldano più e che non si lavano più con l'acqua calda. Se più dei 2/3 degli assegni pensionistici erogati a Padova e in Veneto non supera i 1.000 euro lordi al mese, non c'è da meravigliarsi di questo. Con meno di questa cifra, una bolletta da 700 euro costringe anziani, ma anche molte famiglie, a spegnere il riscaldamento e a vestirsi di più in casa. Il governo ha sì ridotto gli oneri di sistema e l'IVA in bolletta, con uno sforzo economico notevole, dicono allo SPI. Qual è il problema? Che noi non possiamo essere di fronte ad ogni trimestre con interventi del governo che, guardate bene, sono di miliardi, che da giugno dell'anno scorso ha iniziato a intervenire e che i soldi investiti in questo, che non è un investimento naturalmente, perché è un vuoto a perdere, è pari a una finanziaria. Ma le bollette, come minimo triplicate, restano da pagare. Il sindacato pensionati della CGIL ha scritto una lettera appello a tutti i parlamentari padovani per chiedere da subito un intervento di tutte le istituzioni locali, regionali e nazionali a sostegno dei cittadini. Un appello multigenerazionale, al quale hanno aderito infatti gli studenti universitari. A Padova sono 13.000 quelli fuori sede, ai quali oltre all'affitto sono state aumentate le spese per gas e luce. Così studiare fuori sede oggi costa il doppio. Abbiamo una spesa complessiva di 300-350 euro sugli affitti, più un rincaro delle bollette che sale anche 200-300 euro, per un totale complessivo di 500-600 euro.